Sfortunatamente quello che è accaduto intanto è una cosa gravissima, inaudita, e sono cose che non si dovrebbero nemmeno pensare. Quanto sta accadendo nelle ultime settimane preoccupa il sindaco di Ponzano per le conseguenze che simili azioni, guai per Baseggio chiamarle bravate, potrebbero avere. E purtroppo non si tratta di casi isolati, diverse le segnalazioni giunte al primo cittadino in questi giorni. Alcune volte chi ha ricevuto la bottiglia d'acqua o l'acqua è anche tornato indietro in cerca di capire chi era stato, in altre chiaramente è scappato. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili che potrebbero essere stati immortalati dalle telecamere installate vicino alla chiesa. Mi auguro che qualcuno venga assicurato alla giustizia, nel senso che queste persone, se sono minori, quindi i genitori, se sono maggiorenni loro, rispondano davanti a una denuncia che è stata fatta. E noi recentemente, tra l'altro, abbiamo anche censito alcuni gruppi di ragazzi che frequentano in ore notturne i parchi, dove tra l'altro è anche divieto il bivacco. Se poi questi nomi coincideranno, insomma, noi in un certo senso già potremo sapere chi è stato. Quello che si vuole capire infatti è se i responsabili di questi episodi sono gli stessi che bivaccano per notti intere nei giardini comunali tra alcol e urla. L'ultimo episodio segnalato sabato scorso, protagonista una decina di giovanissimi. Facevano chiasso, però si vedeva che erano alterati. Uno sicuramente era ubriaco, era sostenuto da sotto le braccia da altri due, a petto nudo. Dopo verso le 7, 7:30 se ne sono andati. Hanno lasciato il disastro, una spazzatura a non finire. E sono probabilmente quelli che poi si macchiano di episodi così che secondo loro probabilmente sembreranno anche simpatici e comici, in realtà sono preoccupanti, perché questo ragazzo poteva capitare di perdere il controllo, di sbattere. Per i responsabili potrebbero scattare denunce, mentre il sindaco pensa Un lavoro socialmente utile è ciò che si meritano, almeno nella cura dei parchi. Poi chi fa invece un reato e anche delle lesioni personali risponderà per altre cose. ma l'ultimo pensiero di Baseggio è rivolto alle famiglie di questi ragazzi. E mi chiedo le famiglie dove stanno, perché avere un ragazzo che torna a casa alle 7 di mattina, io credo che manchi qualcosa in questa società. Anche la fiducia, e forse bisogna cominciare anche a non fidarsi totalmente dei propri figli. Quello che sta accadendo in questa comunità, probabilmente anche nelle altre, come avviene a Treviso, è drammatico, pericoloso, e dobbiamo agire come società.